vuole vivere il mondo della musica in Italia e lo fa partendo da Feltre con i Nomadi, una delle band più amate di sempre. Quello di domenica pomeriggio al Palaghiaccio, tra distanziamenti e misurazione della temperatura, è stato il primo vero grande concerto dopo mesi di silenzio, un test nazionale completamente riuscito e destinato a fare scuola in questa estate 2021. Si è svolto tutto al meglio, c'era il tutto esaurito, quindi vuol dire che c'erano le 1000 persone che sono consentite dalle normative. Devo dire che il pubblico è stato assolutamente educatissimo, ha rispettato pienamente il distanziamento, le disposizioni, e questo dimostra che evidentemente si può davvero riuscire a ripartire, adesso è ora di farlo e lo si può fare. A portare i Nomadi nel bosco Driole Riva è stato il loro road manager, il feltrino Giovanni Tosato, che così ha lanciato un duplice messaggio al mondo dello spettacolo e alla stessa città del Castaldi. Il clima che si respirava era di tanta voglia di ricominciare a vivere delle cose normali, proprio di ritrovarsi, di stare assieme, di ascoltare della musica, un concerto live che è puramente vita. Vita che si è riversata al Palaghiaccio, dove il palco è stato disallestito in tempi record, ma anche popolando i locali alla prova della ripartenza. Finalmente un po' di vitalità, dalla mattina già c'era gente che girava, che ha chiesto di venire qua a pranzo, già alle 11:30 la gente voleva pranzare. Fantastica musica, era molto meraviglioso. Dalla musica dai balconi alla vera musica dal vivo, la carrellata di successi è stata travolgente, inni generazionali da cantare finalmente tutti assieme. Da Feltre un messaggio a tutta Italia.